Buonasera, buonasera. Oggi il Mose non è stato sollevato e Venezia è andata sott'acqua. È stato un trauma per tutti i veneziani perché questo è accaduto dopo vari sollevamenti di tutte le paratoie, l'ultimo addirittura di 40 ore e Venezia era rimasta all'asciutto. Oggi Venezia è andata sotto perché il livello della marea era stato previsto 115-120, incredibilmente si è arrivati ad 1,38, anzi a un certo punto si pensava che si potesse arrivare a 1,45. Un fatto gravissimo perché ci si chiede e ci si continuerà a chiedere anche nei prossimi giorni come sia potuto accadere. È bastata una previsione sbagliata del centro maree, è bastato questo a creare questo scompiglio, questo fatto davvero molto ripovevole. Può darsi che siano successe altre cose. Certo c'è un problema evidentemente nella catena di comando, non c'è comunicazione o non c'è stata in questo caso tra il commissario straordinario ministeriale Elisabetta Spitz e il provveditore alle opere pubbliche Cinzia Zincone. Sono due donne che non vanno d'amore e d'accordo e questo può avere provocato un cortocircuito, sarebbe gravissimo. Certamente il sindaco Brugnaro avrà un diavolo per capello, immaginiamo, perché anche a lui sarà attribuita la responsabilità di questo mancato sollevamento e il sindaco Brugnaro avrebbe il potere, il peso per intervenire, per sollecitare un intervento molto più tempestivo. Il problema è la gestione del Mose, non può essere gestito da Roma, l'ha detto il sindaco Brugnaro, lo ripetiamo noi, ci vuole una centrale di controllo politico anche qui a Venezia, soprattutto a Venezia, mentre invece da Roma si tenta, anzi si è già fatto di tutto per portare la tolda di comando nella capitale. Dovesse ricapitare, credo che scoppierebbe una rivolta dei pochi veneziani rimasti, molti dei quali non ancora risarciti per i danni dell'acqua alta eccezionale dell'1,87. È davvero scandaloso che una volta che il Mose ha funzionato non sia stato possibile farlo funzionare ancora in una situazione di grave emergenza e in un periodo gravissimo con valanghe, smottamenti, il territorio devastato da nevicate intense, precipitazioni intensissime e quindi bisognava essere pronti a intervenire subito. Non si può pensare nel giorno dell'Immacolata di lasciare perdere tutto e di consentire all'acqua alta di invadere nuovamente questa splendida e disgraziata città.